Vicenza ricomincia da 3. Dal 2019 al 2022 tornano le grandi mostre nella città museo, dove il corso principale è lungo come una sola ala del Louvre, con un ambizioso programma. Vicenza ha tanto da far vedere, tanto da far conoscere, stiamo lavorando su questo progetto che vuole portare Vicenza fuori dai confini veneti nazionali e fare arrivare a Vicenza tanti turisti da tutto il mondo. La Basilica, icona rinascimentale, torna protagonista, non semplice contenitore di mostre, ma arte che sposa l'arte. Aperta tutto l'anno, assieme al Teatro Olimpico e agli altri musei vicentini, ospiterà 3 grandi kermesse. La prima dal 6 dicembre del 2019 al 13 aprile del 2020. Si intitolerà Anni 20, una donna moderna, lo sguardo di Ubaldo Oppi. Donne intense che da una parte sono molto amate, spesso sono la moglie, l'amata dell'artista, ma anche delle figure seducenti, a volte terribili come le Amazzoni, delle presenze mitiche, ma è anche una donna quotidiana, quindi le donne che leggono, ricordavamo Virginia Woolf che scrive i suoi capolavori proprio in questi anni, la pilota donna Amelia Earhart che attraversa l'Atlantico, quindi sono anni coraggiosi, ma sono anche delle donne che in qualche modo ci ricordano il presente. Dal 5 dicembre del 2020 al 5 aprile del 2021 prenderà vita la seconda grande mostra, Rinascimento privato. Sarà una mostra che racconterà il mondo della bottega, sarà una mostra che racconterà il successo e il nuovo ruolo sociale che gli artisti raggiungono nel Cinquecento, sarà una mostra che racconterà i loro viaggi e la mobilità degli artisti, sarà una mostra che racconterà la religione, la religiosità degli artisti. Chiude il ciclo dall'11 dicembre del 2021 al 18 aprile del 2022 Tebe nel nuovo regno, affidata al direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco. Grandi mostre, grandi nomi, una squadra sceltissima di pezzi grossi, di numeri 1 nel mondo dell'arte, lavoreranno per le kermesse vicentine. Sono rimasto colpito di come sia possibile che colleghi dal Getty di Los Angeles alla Frick di New York al Victoria and Albert di Londra accettino di venire a lavorare per Vicenza. Alcuni lo fanno per ragioni affettive, Davide Gasparotto, il direttore del Getty è di Bassano, Christian Greco, il direttore dell'Egizio è di Vicenza, però altri lo fanno proprio perché credono in un progetto che parte dal territorio e che vuole parlare del territorio senza provincialismo. Se ci pensate, tutte queste mostre partono dalle nostre radici, ma le raccontano in proiezione internazionale. Ma le 3 mostre non sono solo un progetto culturale ambizioso, rappresentano anche un investimento da più di 4 milioni di euro, una vera e propria rivoluzione economica. Tutto ciò che riguarda gli introiti della mostra, quindi biglietti, mostre, audioguida, bookshow, rimangono nelle casse del comune della città di Vicenza e quindi si copre anche i costi, quindi è un investimento direi quasi sicuro.